Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La Premier Meloni sui luoghi del disastro. Dopo un sorvolo partecipa ad un vertice al comune di Niscemi. Saremo celeri, ha detto, non sarà come dopo la frana del 97. Intanto la procura di Gela ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Rabbia e preoccupazione tra i cittadini di Niscemi, oltre 2700 utenze sono senza gas né luce, il sindaco dice fateci lavorare. Con voto segreto l'asse dirotta 5 miliardi dei fondi del ponte per le emergenze, ma la scelta dovrebbe passare da una legge nazionale. Intanto il bilancio dei danni sale a 2 miliardi. Emergenza fogne a mare dopo il ciclone a Taormina. Il sindaco De Luca non ha atteso la cabina di regia della regione, ma riemerge il nodo della salvaguardia delle coste. Processo università bandita, 5 anni all'ex rettore dell'Università di Catania Francesco Basile per l'inchiesta sui concorsi truccati. Pochi euro al mese per abbonarsi alle più note piattaforme TV a pagamento. Dietro c'era un'organizzazione internazionale, 31 gli indagati. Cantieri aperti sul lungomare di Catania, significativi cambiamenti nel percorso, contratti aperti a senso unico. Calcio in vista della trasferta di Sorrento, il centrocampista del Catania Di Noia suona la carica, ha previsto un mini esodo dei supporter rossazzurri. E dunque stamattina a sorpresa c'è stata la visita della Premier Meloni che ha sorvolato i luoghi delle 2 emergenze siciliane e poi è atterrata a Niscemi. Intanto la procura ha aperta un'inchiesta per disastro colposo. Andiamo subito in diretta a Niscemi dove per noi c'è Gerry Italia. Sì, siamo qui nella piazza centrale di Niscemi dove stamattina c'è stato il Meloni Day. Praticamente nessuno si aspettava che la Premier potesse arrivare in mattinata, invece è arrivata intorno alle 10:30, è salita a bordo di un elicottero della Protezione Civile assieme al capo della Protezione Civile Nazionale siciliano e al sindaco Massimiliano Conti, ha sorvolato tutto il costone della frana, una frana che continua a venire giù purtroppo. Negli ultimi rilievi alcune faglie di profondità hanno raggiunto i 50 metri di profondità per un fronte che è ormai lungo 4 chilometri. La Premier ha attraversato i luoghi in elicottero, poi è arrivata, come vedete anche dalle immagini, qui in piazza dove è salita direttamente al comune. Non ha voluto incontrare i cronisti, ha incontrato direttamente invece il prefetto di Ciamessina e il sindaco. C'erano anche alcuni parlamentari, c'era il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, c'erano anche Angelo Bonelli e Ismaele Lavardera. E la Premier ha detto una cosa importante all'uscita proprio al sindaco Massimiliano Conti: non ci sarà un altro 1997. Nel 1997 proprio il quartiere Sante Croci venne inghiottito da una frana che inghiottì la chiesa del quartiere e alcune case. Oggi la Premier ha voluto dire non ci saranno ritardi, non ci sarà quello che è successo nel 1997, interverremo immediatamente su Niscemi con i primi fondi e i primi aiuti agli sfollati che sono purtroppo ancora tantissimi, 1500 famiglie ufficiali, forse 1800 quelle che sono sfollate ad oggi, e oltre 2700 persone che in questo momento, 2700 utenze che non hanno gas a casa. Proprio questa mattina la Mediterranea Gas è intervenuta per iniziare i primi ripristini, ma ci vorrà ancora del tempo. E noi questa mattina la rabbia dei cittadini e il nervosismo dei cittadini l'abbiamo raccolto in questo servizio. Mentre si susseguono le visite delle autorità ai sopralluoghi tecnici, a Niscemi monta la rabbia dei residenti. Giorno dopo giorno il fronte della frana continua ad avanzare, inghiottendo terreno e alimentando la paura. In alcuni punti la depressione ha ormai superato i 50 metri di profondità, un dato che restituisce tutta la gravità della situazione e l'instabilità dell'area. Questa è la vergogna, perché hanno rubato i soldi! Schifane, vergognate! Ma dimettete! Non venite più vota! Che hanno andato a vedere il rudo! Più vota! Vergogna! Un dramma è una cosa, ritrovarsi senza casa, diciamo, è una cosa bruttissima. Speriamo che praticamente
faranno quello che è giusto fare, diciamo. Intanto sono circa 2700 le persone rimaste senza fornitura di gas, un disagio pesante soprattutto per le famiglie e per chi vive nelle zone più colpite. In queste ore la Mediterranea Gas è impegnata in numerosi interventi di messa in sicurezza delle condotte con l'obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. A confermarlo il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Già stiamo lavorando da ieri di notte al gas per ripristinare il gas, ci sono delle squadre notturne che stanno lavorando, ma stanno lavorando anche di giorno e quindi a breve ripristineremo anche il gas. Ma oltre all'emergenza immediata cresce l'angoscia di chi teme che la storia possa ripetersi. Per molti cittadini questo scenario riporta alla mente il 1997, quando una frana simile inghiottì la chiesa del quartiere Sante Croci, un ricordo ancora vivo come quello di Salvo che in quell'evento perse la sua casa e oggi rivive lo stesso incubo. Sono arrivate le case, è arrivato l'alloggio delle case popolari per le persone che non avevano le case a regola. Quelle che le avevano a regola ci hanno dato un contributo. Com'è rivivere questo dramma per Niscemi? È brutto, veramente brutto. E mentre si attendono risposte e interventi strutturali, la città resta sospesa tra paura e incertezza. A Niscemi la terra continua a muoversi e con essa la fiducia di una comunità che chiede sicurezza e verità. Cittadini chiedono verità e la verità la vuole trovare anche la Procura di Gela. Oggi il procuratore capo Salvatore Vella ha comunicato di aver aperto un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti proprio per verificare se ci sono responsabilità in una frana che in tanti dicevano era una frana annunciata. Già nel 2022 erano stati richiesti interventi all'allora presidente della regione Nello Musumeci perché il costone rischiava di franare e nel 2026 oggi purtroppo tutto si è verificato regolarmente. Ci sarà appunto questo fascicolo aperto dalla Procura che andrà a indagare su eventuali responsabilità. Nel frattempo, come vi dicevo, questa mattina alla riunione con la Premier Meloni erano presenti anche alcuni parlamentari, c'era Angelo Bonelli di AVS e Ismaele Lavardera di Controcorrente. Entrambi hanno chiesto alla Premier interventi celeri e immediati, che i fondi stanziati vengano immediatamente erogati e che si intervenga soprattutto per quel che riguarda gli sfollati. Ecco cosa ci hanno detto. Certamente la situazione è molto delicata, si sta comprendendo e parlano almeno di 2 settimane per comprendere esattamente cosa succederà, per monitorare la frana, perché si stanno prendendo dei ovviamente satelliti per capire costantemente cosa succederà. C'è un tema però serio, è un tema di cosa succederà agli sfollati, ovviamente questo è quello che abbiamo chiesto, non c'è ancora una risposta certa. Quello che ho detto alla Premier Meloni nella riunione che ha avuto con la Protezione Civile e il Sindaco e quello che dirò alla Premier Meloni in Parlamento è che bisogna dare immediatamente una risposta a chi ha perso la casa. Non accada come è accaduto in Emilia Romagna, dove si sono promessi i soldi e poi questi soldi alle famiglie dell'Emilia Romagna non sono arrivati. E sul tavolo della Premier quindi c'è il dossier Sicilia aperto, dai disastri del ciclone Harry fino a quello che è successo a Niscemi, alla questione della frana di Niscemi. Per Niscemi, ha detto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, è necessario aprire un tavolo esclusivo che non può essere riferito a quello che è successo invece dalle altre parti della Sicilia. Niscemi è un caso particolare e va attenzionato in maniera particolare. Questo ci ha detto Galvagno. La situazione è una situazione, attenzione, che è molto differente dalla questione relativa all'emergenza, relativa al ciclone e all'uragano. Niscemi deve essere considerata una cosa a parte, Niscemi dovrà avere probabilmente una struttura commissariale a parte, perché qui, a differenza degli altri posti dove ci sono certamente ingenti danni, c'è anche una questione relativa a degli evacuati, quindi servirà un team di psicologi, servirà un team di persone che possano sostenere quelle persone che sono evacuate, e tutto questo deve essere fatto nel più breve tempo possibile. Per ora dobbiamo noi cercare le soluzioni e non andare a capire necessariamente di chi è la colpa. Intanto dobbiamo agire e dobbiamo aiutare la gente. Pochi minuti fa il sindaco Massimiliano Conti ha incontrato il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, che è venuto qui per offrire una soluzione immediata e concreta. Il comune di Gela è pronto a cedere alcune aree rurali della piana di Gela al comune di Niscemi in modo tale che si possa ipotizzare di costruire un villaggio temporaneo per gli sfollati. È una soluzione che adesso si andrà a mettere sul tavolo. Massimiliano Conti si è salutato con Giorgia Meloni con la promessa di risentirsi già nei prossimi giorni. Venerdì arriverà qui il ministro Nello Musumeci, mentre oggi pomeriggio ci sarà la vice ministra all'ambiente Gava, sempre che verrà a visitare i luoghi della frana.
Ieri sera una lunga veglia di preghiera con il vescovo di Piazza Armerina, è stato portato in giro il simulacro della Madonna per benedire la città di Niscemi, veglie di preghiera che si susseguiranno anche nei prossimi giorni. Questo, diciamo, è un po' la sintesi di questa quarta giornata dalla frana di Niscemi. Naturalmente, se ci saranno aggiornamenti ve li darò più tardi. Grazie Gerry da Niscemi, ma la risposta arriva anche a livello nazionale proprio dopo la visita della Premier Meloni. Il governo fa sapere che sta lavorando alla definizione di un decreto legge di assegnazione delle risorse necessarie alle regioni colpite dal maltempo e per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo scrive in una nota Palazzo Chigi, appunto al termine della visita della Premier Giorgia Meloni in Sicilia. I 100 milioni già stanziati sono solo una prima risposta, viene tra l'altro specificato. E a proposito di soldi, c'è anche un ordine del giorno approvato all'Ars che impegna a dirottare, per così dire, i fondi previsti per il ponte sullo Stretto sull'emergenza al sud. Documento approvato a scrutinio segreto. Sentiamo Maglio Viola. Il voto segreto colpisce ancora e stavolta su un provvedimento che riguarda l'emergenza in corso. Proprio grazie allo scrutinio segreto il PD riesce a far approvare un ordine del giorno all'Assemblea regionale per spostare tutti i soldi destinati al ponte sullo Stretto, circa 5 miliardi di euro, e utilizzarli per far fronte ai danni del ciclone Harry. Un ordine del giorno che naturalmente è una provocazione politica, visto che l'Ars non ha la facoltà di spostare le somme, solo il governo centrale può decidere con una legge di farlo. Il provvedimento arriva a margine dell'approvazione della legge regionale, con la quale invece il governo Schifani porta a 91 milioni i fondi regionali destinati all'emergenza ciclone Harry, soldi che si aggiungono ai 33 messi in campo da Roma. Somme irrisorie, visto che nel frattempo il conteggio dei danni del ciclone solo in Sicilia arriva a ben 2 miliardi di euro di segnalazioni. La polemica impazza con il PD che manda anche la segretaria Ellis Klein in Sicilia a far campagna per lo spostamento delle risorse del ponte sull'emergenza. Una polemica alla quale risponde il ministro Musumeci assicurando che man mano che si andrà avanti con la ricostruzione i soldi ci saranno. Glissa anche il presidente della regione, per il quale il ponte seguirà una strada diversa e precisa di non voler entrare nelle beghe politiche, preferendo concentrarsi sulle cose da fare, dicendosi sicuro proprio che le risorse ci saranno. Oggi intanto viene emanato il decreto regionale che assegna immediati contributi agli sfollati della frana di Niscemi, 5.000 euro a famiglia da subito, che poi verranno integrati fino a un massimo di 900 euro al mese per un anno, in base al numero dei componenti del nucleo familiare. E sempre a proposito del ciclone, ancora emergenza Fognammare dopo il mareggiata che ha colpito Taormina. Il sindaco De Luca corre a provvedere in proprio senza aspettare la cabina di regia regionale. Sentiamo Francesco Triolo. È una delle emergenze, anzi forse quella più urgente, evidenziata nei giorni scorsi sia al Presidente della Regione Renato Schifani che al Presidente del Senato Ignazio La Russa durante i rispettivi sopralluoghi. I collettori fognari di Taormina che arrivano direttamente sulle spiagge sono stati totalmente distrutti dalle mareggiate del ciclone Harry. La situazione peggiore probabilmente è a Mazzeo, dove le condotte fognarie sia comunali che del consorzio Rete Fognante risultano pressoché totalmente distrutte. De Luca quindi ha ordinato intanto di provvedere alla riparazione del collettore fognario consortile nei territori di Taormina, Amazzeo e Letojanni. Stiamo ancora in attesa della decisione della cabina di regia insediata dal presidente Schifani, ma io stanotte ho firmato la mia ordinanza e stamattina si sta intervenendo ovunque. Ecco come è finita. A Taormina non ci possiamo permettere di aspettare i tempi del combinato disposto dell'articolo Vatte la pesca. Una situazione simile si registra anche a Santa Teresa di Riva, dove il crollo del lungomare ha danneggiato i sottoservizi come la rete fognaria, appunto. A Santa Teresa però si è accesa la polemica sulla salvaguardia della costa. Un progetto c'era ma impantanato alla regione, e che quei lavori fossero necessari lo testimonia il fatto che dove sono stati eseguiti, a Santa Margherita o Sant'Alessio, il lungomare ha retto o subito meno danni.
E adesso una notizia dell'ultima ora, è allarme bomba al centro smistamento poste di Catania, alla zona industriale. 5 pacchi sospetti sono stati trovati su un sacco, sono stati evacuati circa 400 dipendenti che si trovano in questo momento nel piazzale. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e i poliziotti del nucleo artificieri che stanno eseguendo le operazioni di analisi e di verifica. E veniamo al processo universitario. Bandita, 5 anni di carcere all'ex rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile. L'inchiesta era su presunti concorsi truccati o cuciti addosso ai candidati. Desiree Ferlito. 5 anni di reclusione per l'ex rettore dell'Università di Catania Francesco Basile, alla fine del processo di primo grado per l'inchiesta Università Bandita. Condanne per altri 5 indagati, mentre in 45 sono stati assolti, quasi tutti perché il reato di abuso d'ufficio che era contestato non è più previsto dalla legge. Per Basile la pena più severa, l'ex rettore è accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità, mentre è stato assolto con formula piena per altre imputazioni. Condannati a 2 anni di reclusione ciascuno Filippo Drago, Giuseppe Antonio Biondi, Angelo Marcello Donati e Marco Montorsi, e a 8 mesi di reclusione Giuseppe Maria Pappalardo. La sentenza su presunti concorsi truccati nell'Ateneo è stata pronunciata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania. L'inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dalla Procura aveva preso spunto su intercettazioni su presunti concorsi pilotati o cuciti su misura su un candidato. Il blitz del 2019, lo ricordiamo, portò alle dimissioni da rettore di Francesco Basile e a nuove elezioni universitarie. Pochi euro al mese per abbonarsi alle più note piattaforme TV a pagamento. Dietro c'era un'organizzazione internazionale. 31 gli indagati. Ci dice tutto Emanuela Corsi. 31 indagati, 9 nazioni coinvolte, 11 città italiane, tra cui Catania, Messina e Palermo. Sono alcuni numeri dell'operazione Switch Off contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva che ha permesso di fare luce su una rete criminale che gestiva un'attività internazionale di streaming illegale. L'indagine, coordinata dalla Procura di Catania, era stata avviata un anno fa dalla Polizia Postale Etnea, in collaborazione con Eurojust, Europol, Interpol e col supporto della rete operativa ON. Abbiamo oltre l'Italia chiaramente la Romania, il Regno Unito, la Spagna, il Canada hanno collaborato, la Corea del Nord, l'India. Abbiamo sequestrato dei server anche in alcuni paesi africani. L'organizzazione criminale a carattere transnazionale offriva agli utenti abbonamenti illegali da 10-12 euro mensili per seguire palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi delle più note piattaforme nazionali e internazionali come Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney Plus, realizzando profitti illegali per oltre 1 milione di euro al mese. Di contro, per i titolari dei diritti, le perdite ammontavano tra i 6 e gli 8 milioni di euro mensili. Siamo di fronte ad un fenomeno su ampia scala, una vera e propria industria criminale che prevede milioni di investimento con ricavi per milioni di euro. Adesso si cercano gli utenti che hanno alimentato questa industria criminale sottoscrivendo questi abbonamenti illegali, che riceveranno sanzioni da migliaia di euro. Furto con spaccata la notte scorsa in un supermercato di Via della Concordia a Catania. 4 banditi, utilizzando un SUV risultato rubato che vedete in questa foto, dopo aver sfondato la vetrina hanno agganciato con un cavo la cassaforte all'auto cercando di sradicarla dalla sua sede, ma senza riuscirci. Durante questa operazione il SUV con a bordo i 4 si è appunto ribaltato. Prima di fuggire i banditi hanno arraffato i cassetti delle casse del supermercato. 2 scafisti sono stati arrestati per lo sbarco avvenuto a Lampedusa il 25 agosto del 2022. Uno avrebbe avuto anche il ruolo di carceriere in uno dei tanti campi di detenzione situati in Libia, facendo gravi violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei migranti detenuti per estorcere denaro alle loro famiglie. E adesso veniamo al lungomare di Catania, che ha parzialmente riaperto dopo la mareggiata, ma con importanti cambi alla viabilità. Sentiamo Tonino De Mana.
È di nuovo percorribile parte del lungomare di Catania che pian piano cerca di risollevarsi dai danni causati dal ciclone Harry. Si torna a transitare, seppur in una sola carreggiata, a doppio senso di circolazione, non potendo superare la soglia di sicurezza che rimarrà sin quando non sarà ripristinata la parte interessata dal crollo. La notizia è stata comunicata ieri pomeriggio sui social dallo stesso sindaco trentino, che ha voluto così accelerare i tempi per limitare al massimo i disagi legati alla viabilità, mantenendo la parola durante la visita domenicale del Presidente del Senato La Russa. New Jersey in cemento che delimitano il tratto di Viale Artale a Lagona, maggiormente interessato dal cedimento strutturale causato dalla furia del mare. E nelle prossime ore è prevista la riapertura al traffico da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia, ma con una novità: la carreggiata lato mare sarà interessata dall'inizio dei lavori di rigenerazione che condurranno all'abbattimento del ponte di Ognina. Tutto questo comporterà l'esigenza di rivedere il piano di circolazione, considerato che le due corsie rimanenti saranno a senso unico in direzione Ognina. Dalla parte opposta si userà soltanto la via Barraco. E del lungomare, ma anche di tanti altri temi, parlerà come ogni mercoledì il sindaco qui nei nostri studi, in appuntamento con il sindaco in onda dopo il TG alle 14:30. E veniamo adesso alla edizione di quest'anno di Sant'Agata, un'edizione più sobria e simbolica tra fede, cultura e sport, un programma diffuso per restituire centralità e speranza ad una città ferita. Eva Spampinato. Occhi puntati sulla festa di Sant'Agata 2026, non solo per raccontarne i momenti più intensi, ma perché sarà un'edizione sorvegliata speciale, più sobria, carica di significati, pensata per restituire normalità a una città segnata dal ciclone Harry, e poi perché. È stata presentata la candidatura della festa come patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi ci saranno delle persone qui a Catania a controllare fisicamente quello che faremo noi tutti quanti, quindi mi auguro che tutti quanti facciano la loro parte. Oggi è stato presentato il calendario degli eventi culturali e sportivi collaterali della festa, che quest'anno celebra i 900 anni dalla traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Tra gli appuntamenti principali della settimana dello sport agatino, il pomeriggio del 2 febbraio c'è la Coppa Sant'Agata. E normalmente siamo stati fortunati perché chi vince poi nel corso della stagione sportiva ha sempre preso medaglie agli europei. Spazio anche alla musica e alla legalità, con i concerti dell'1 e del 2 febbraio al Teatro Massimo, e poi le novità della mattina del 3 in Piazza Duomo. La banda dell'Arma dei Carabinieri aprirà la processione per l'offerta della cera. Alle 10 la sfilata dell'opera d'arte partecipativa Tu sei Agata dell'artista Domenico Pellegrino. 300 persone porteranno il velo realizzato con ricami e centrini donati da cittadini di tutto il mondo. In serata il grande concerto con i giovani del Conservatorio, il coro di Voci Bianche e il coro lirico siciliano diretti da Francesco Costa, con la partecipazione straordinaria del flautista di fama internazionale Andrea Griminelli, un omaggio di Confindustria Catania. E come sempre il cuore della festa batte in diretta dal 3 al 6 febbraio, le nostre dirette no stop su Antenna Sicilia, Telecolor e in live streaming sul sito Sicilia Web. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa per la pubblicità, torniamo poi con altre notizie per parlare di grandi ma anche di piccoli crolli lungo le coste siciliane. In apertura ci siamo occupati della frana di Niscemi, ma crolli, seppure meno importanti, interessano anche altri punti delle coste siciliane. Davide Sardo. Crolli continui, un fronte instabile che arretra giorno dopo giorno e una collina che rischia di cedere definitivamente. E allarme che arriva dalla Falesia del Caos ad Agrigento, dove da anni la situazione Mare Amico documenta una situazione sempre più critica. Non è solo il mare ad erodere la costa, ma soprattutto il dissesto idrogeologico che agisce a monte della Falesia. La collina del Caos che crolla non è una novità per Agrigento. La regione siciliana sta intervenendo per cercare di bloccare l'erosione costiera con l'immissione di massi frangiflutti, ma il problema alla collina del Caos è a monte per il dissesto idrogeologico e la mancata reggimentazione delle acque.
La regione siciliana è intervenuta con la realizzazione di barriere frangiflutti che hanno ampliato le spiagge, ma i crolli proseguono. Senza interventi strutturali sulla collina, il rischio concreto è che a precipitare in mare sia anche la sovrastante strada statale 640, con gravi conseguenze per la sicurezza e la viabilità. Catania fanno rete per rafforzare l'assistenza nella cura delle patologie alla mammella. Veronica Barbarino. C'è la salute delle donne al centro della nuova convenzione tra l'ASP di Ragusa e l'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania. Le pazienti del territorio ibleo, infatti, grazie a questo accordo potranno accedere a competenze altamente specialistiche nel trattamento delle patologie mammarie senza spostarsi dalla propria provincia. Non più viaggi della speranza, la mobilità passiva, trovare la formula della sinergia. La sinergia non significa predazione del paziente da una provincia all'altra, significa poter mettere a disposizione le migliori professionalità, le migliori risorse, in modo da poter fare crescere condivisionalmente le professionalità e le specificità del territorio. Le attività cliniche e chirurgiche saranno svolte all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, all'interno dell'unità di chirurgia senologica, secondo una programmazione condivisa tra i due enti. I professionisti del Cannizzaro, inoltre, affiancheranno il personale dell'ASP di Ragusa in un percorso di aggiornamento continuo tra sala operatoria, ambulatori specialistici e gestione dei casi più complessi. Un'intesa quindi che rafforza la rete sanitaria e garantisce alle donne cure sempre più qualificate, tempestive e soprattutto vicino casa. C'è ancora una pausa e poi torniamo per sentire il centrocampista del Catania Di Noia a proposito della partita contro il Sorrento. Siamo al calcio. In vista della trasferta di Sorrento, il centrocampista del Catania Di Noia appare carico e motivato. Contro il Cosenza è stata una grande emozione per me giocare in uno stadio così pieno. Dallo spezzone di gara contro il Cosenza ad un possibile impiego contro il Sorrento, Giovanni Di Noia, uno degli ultimi innesti, è già carico con un concentrato di emozioni e ambizioni. Per la corsa alla Serie B e il testa a testa con il Benevento ci vorrà l'apporto di tutti, di un gruppo che cresce di giorno in giorno e dei tifosi che mai hanno fatto mancare il loro sostegno. E sarà anche così al Viviani di Potenza nel match di sabato contro il Sorrento, con un mini esodo che potrebbe vedere la partenza dalla Sicilia di almeno 400 sostenitori di Fede Rossazzurra. L'anticipo al sabato ha modificato il programma settimanale, niente riposo del martedì, con Mimmo Toscano che sta tenendo sotto torchio il gruppo, che sta crescendo anche nell'affiatamento e nell'unità di intenti. Mi sono fatto l'idea del Catania che in questa categoria c'entra ben poco, quindi noi lavoreremo duro affinché possiamo realizzare insieme un sogno. La squalifica di Casasola e l'infortunio di Di Tacchio, quest'ultimo fermato nella rifinitura contro il Cosenza, impongono nuove soluzioni. Al posto di Di Tacchio, Toscano potrebbe scegliere tra Corbari, schierato al primo minuto contro il Cosenza, o Di Noia, più portato al palleggio rispetto agli altri centrocampisti in organico. Da gestire anche Lunetta, mentre Pieraccini sarà invece a disposizione con l'ausilio di un tutore. Tutto per questa edizione, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco. A tra poco con il sindaco e a tutti un buon pomeriggio.